un'osservazione prima sulle ultime cose dette. Peccato che il governo si sia reso conto che le politiche di austerità europee valgono in maniera deleteria per l'Italia. Non se ne sia accorto qualche anno fa quando volevano per la Grecia e il nostro Presidente del Consiglio si è limitato a regalare una cravatta a Alexis Tsipras. Ma meglio tardi che mai. La domanda che volevo fare al senatore Sanzini è questa. A proposito della funzione legislativa e della quantità di leggi che, malgrado il bicameralismo, il nostro Parlamento produce, però come mai mancano poi decreti attuativi che spettano al governo di centinaia di leggi? Allora, il problema non è tecnico, il problema è politico. Allora, la mia sensazione, ma ovviamente come vedi dalla stilino io sono di parte, la mia sensazione è che questa riforma serva a stendere un tappeto sopra i problemi che la politica ha, trasferendoli in maniera impropria su questioni tecniche. Allora vorrei, siccome i cittadini di questo si rendono conto, vorrei capire però perché mancano i decreti attuativi di centinaia di leggi e che spettano al governo. Non è una questione di bicameralismo. C'è una ragione molto chiara perché si sono accumulati molti decreti attuativi, decreti legislativi e attuativi da fare e nasce proprio nella fase, periodo in cui si sono accumulati di più, è stato il governo durante il 2012 che, come sapete, anche per la necessità ha avviato una serie molto ampia di provvedimenti, oltre il governo Monti sostanzialmente, e però poi anche perché ha avuto prematuramente alcuni mesi prima e anche perché effettivamente aveva impostato un discorso molto ampio in tantissimi, pensate per esempio alla legge sulla concorrenza che poi è rimasta sostanzialmente a metà strada. La notizia che vi devo dare, non ho con me il numero perché non me lo sono portato, che questo governo, già il governo Letta, questo governo in particolare con molta solerzia ha praticamente dimezzato il numero di decreti legislativi da fare. Se voi avete pazienza e andate a leggere i verbali del Consiglio dei Ministri, sono sul sito mezz'ora dopo una conclusione, vedrete che con molta diligenza, prima che inizi ogni riunione del Consiglio dei Ministri, c'è un rapporto del Ministro dei Rapporti col Parlamento che dà conto quanti decreti legislativi sono stati fatti, quanti sono ancora in corso, quanti verranno fatti, cioè fa una serie di report, c'è un monitoraggio feroce su questo, perché effettivamente questa è una malattia del sistema, perché prolifera. Tenete conto che poi l'altra modalità con cui a volte si legifera per virgolette guadagnare tempo sono le leggi delega, che a loro volta trascinano quelli non decreti attuativi, quelli veri e propri decreti legislativi che devono poi tornare anche alle Camere, sia pure solo per i pareri. E quindi questo combinato disposto, in questo caso di altro tipo, determina questa cosa. Però questo governo e anche il governo precedente, in questa legislatura c'è stata una nettissima riduzione dei ritardi, dei tempi sui decreti attuativi. Se non credete a me, ci sono i giornali specializzati, insomma, quelli che si occupano, che fanno anche proprio, tengono anche l'aggiornamento e la classifica, e questa cosa che io vi ho detto è assolutamente, come dire, documentabile leggendo i verbali del Consiglio dei Ministri e leggendo anche i rapporti che fanno periodicamente i vari giornali. Poi sul fatto che si vogliano, questa riforma si fa per rispondere ai problemi della politica. Cioè io vorrei ricordare, non ne abbiamo mai parlato stasera, siamo andati subito nel merito, ma legittimo o non legittimo, abbiamo detto che era legittimo, il Parlamento che è uscito dalle elezioni del 2013 era un Parlamento che non riusciva in nessun modo a svolgere le sue funzioni istituzionali, cioè a fare un governo
e a eleggere il Presidente della Repubblica. È successo, cioè non è che non è successo, è successo. E se fossimo andati a votare di nuovo, poteva essere l'unica alternativa, andavamo a votare con una legge che non era ancora dichiarata incostituzionale, allora attenzione, che l'hanno dichiarata incostituzionale esattamente nel dicembre 2013, ad aprile 2013, quando è successo quello che è successo sul Presidente della Repubblica, cioè per la seconda volta, prima non si fa il governo, quindi rimane molti mesi e mesi, secondo non si fa neanche il Presidente della Repubblica perché c'è l'impasse che sappiamo tutti, che ci ricordiamo. Sì, l'unica cosa era o si andava a votare con il procellum, con la sicurezza matematica, magari a ruoli invertiti, che veniva fuori un Parlamento nelle stesse identiche condizioni di ingovernabilità, e quindi diventava non uno stallo istituzionale, diventava una crisi conclamata delle nostre istituzioni democratiche. Lì, come sapete, c'è stata la scelta di quasi tutte le forze politiche di chiedere un mandato al Presidente della Repubblica, no? Che non è una cosa proibita, era una cosa inusuale, di fare alcuni anni. Lui ha detto che fa 2 anni, però vanno fatte le riforme, nasce da lì. Questa riforma è anche poi quella, diciamo, di altri, ma quella del sistema delle regole, quindi della riforma costituzionale, nasce da questa esigenza, cioè per evitare che la politica finisca in una crisi ancora più forte di quella in cui era ad aprile 2003. Una domanda al professor Flick. Allora, lei ha fatto alcune critiche. Lei ha fatto alcune critiche al modo in cui è stata risolta in Parlamento il discorso di ciò che deve fare lo Stato e ciò che devono fare le regioni. Praticamente si è cercato di risolverlo mettendo un confine netto tra l'attribuzione dello Stato e delle regioni e nello stesso tempo mettendo un altro comma che parla dell'autonomia differenziata, no? Cioè la possibilità di ottenere più cose per alcune regioni se hanno i conti a posto, eccetera, no? Quella cosa che è stato un emendamento dei senatori del Veneto. Io volevo chiedere, ma secondo lei che alternativa c'è da questa? Cioè, cosa potevamo fare di diverso di questo che dividere in modo netto ciò che deve fare lo Stato e ciò che deve fare le regioni? A me pare, personalmente, che abbia fatto l'unica cosa sensata che si poteva fare, cioè togliere la concorrente e dire le regioni, lo Stato deve fare ciò che è l'interesse statale, le regioni ciò che è l'interesse regionali, e in più si è messa la clausola di sovranazia che di fondo non è altro che l'attuazione del principio di uguaglianza, quello che è l'articolo 3 della Costituzione. Questo è quello che la mia fa. Io volevo sapere la sua opinione su questo. Questa è una valutazione politica sulla scelta che è stata fatta nella proposta costituente. Io sulle valutazioni, sulle alternative tra le scelte che non sono erronee o che non coinvolgono problemi fondamentali non ho nulla da dire. Ogni Costituzione è un compromesso, dal compromesso alto della Costituzione che noi abbiamo, pensi all'articolo 7, l'articolo 8, pensi all'articolo 1 sui lavoratori, sull'Italia fondata sul lavoro o il desiderio di fondarla sui lavoratori, sulla classe dei lavoratori. Su questo io non ho nulla da dire. Le Costituzioni sono per definizione dei compromessi, nei quali va cercato però il massimo di accordo possibile tra posizioni diverse, così come si fece nel 46-48 in Assemblea Costituente. Quindi il tema della scelta di seguire un discorso di un certo tipo sulle regioni va benissimo, purché non venga meno l'eguaglianza e purché venga rispettato il principio di autonomia. Gli spazi per farlo possono essere molteplici e possono consentire soluzioni diverse l'una dall'altra, con le quali io non ho nulla da dire, perché il Parlamento ha tutti i diritti di fare delle scelte e di discuterne quale preferisce, e prevarrà la scelta che vuole la maggioranza, purché, ripeto, si rispettino quei due paletti: principi fondamentali e ragionevolezza e non ideologicità. Ciò che io ho cercato di dire, probabilmente sbagliando, è che talune scelte fondamentali della proposta costituente non rispettano i principi fondamentali di eguaglianza e i principi fondamentali di coerenza e di ragionevolezza, e su quelle scelte io mi batto perché non passi. Tutto qua. L'unica risposta che posso dare a una domanda di questo genere è questa. Poi la valutazione in concreto di quale linea seguire per ridurre gli sprechi delle regioni, per limitare
dare finanziamenti alle regioni che spendono male, è un discorso che fa parte della scelta politica, non tanto e non solo della dimensione costituzionale, quanto soprattutto delle scelte politiche da fare in base a quei paletti costituzionali. Quello che a me non piace, lo provo con un esempio. Sono rimasto stupito dell'applicazione che il Presidente del Consiglio ha fatto in anticipo della riforma, quando ha riproposto il completamento del ponte di Messina in un contesto che, se passa la riforma, vedrebbe non interpellati né la Calabria né la Sicilia, perché così sarebbe interpellato soltanto il Senato delle Regioni, nel quale le tensioni tra le due regioni si scontrerebbero moltissimo. Ecco, questo è un discorso che non accetto, non tanto e non solo per aver portato nel tema della campagna elettorale per il referendum un argomento come questo, ciascuno porta gli argomenti che vuole, poi per carità, ma perché è testimonianza del fatto che una giusta politica costituzionale di ricondurre a dei limiti il potere delle regioni di intervenire sulle grandi opere finisce per essere applicata in un discorso sbagliato. Tanto più che il discorso dell'intervento delle regioni nelle grandi opere e degli eccessi di questo intervento, i veti, tanto per essere chiari, era già stato affrontato dalla Corte Costituzionale nel 2003 con una fondamentale sentenza in materia di sussidiarietà verticale, nella quale si diceva, il relatore Mezzanotte, nella quale si diceva che per le esigenze, diciamo, di interesse nazionale che non si era voluto introdurre nel 2001 per non fare un dispiacere a Bossi, che adesso per fortuna si è reintrodotto, le esigenze di interesse nazionale potevano giustificare una avocazione da parte dello Stato, del potere legislativo e dei poteri amministrativi, a condizione che questo fosse discusso con le regioni in chiave di leale collaborazione. Cioè è stata la Corte nel 2003 a introdurre quel principio di leale collaborazione che adesso non trovo più nell'attuale sistemazione della disciplina delle grandi opere. Questo. Posso rispondere solo in questo modo. Posso mettere una parola sull'articolo 116 e sull'articolo 120 della riforma costituzionale, dove l'articolo 116 viene introdotta la possibilità per le regioni virtuose italiane di avere più autonomia, e invece l'articolo 120 che consente al governo sostanzialmente di commissariare gli enti territoriali che si trovano, che versano in grave dissesto finanziario. Quindi, dato che abbiamo parlato di spreco di risorse, di attenzione al risparmio e alle risorse pubbliche, penso che introdurre questi aspetti nella Costituzione, questi strumenti, siano molto giusti. Grazie. Sì, allora, tutte e due queste domande insistono ancora sul tema del rapporto tra lo Stato e le regioni, no? Quindi questa domanda, queste due questioni poste. E quindi mi riaggancio proprio all'ultima parte, perché in realtà si è fatta la separazione, nel senso che non c'è più la parte dell'articolo 117 della legislazione concorrente. Devo dire che leggendola con un po' di attenzione, come è giusto fare, questo riguarda sicuramente alcune questioni, per esempio le grandi infrastrutture, le reti energetiche, le discipline anche specifiche dei settori, eccetera, che non c'è motivo che siano diverse da regione a regione. Sono salvaguardate due aree molto importanti. Una è fondamentale, che è la sanità, che sostanzialmente viene separata, non è più oggetto di concorrente, ma è come se fosse ancora concorrente. Perché cosa dice la norma? Dice chiaramente che spetta allo Stato le disposizioni generali e le norme comuni, e che spetta alle regioni la programmazione e l'organizzazione del servizio sanitario nazionale all'interno di quello che è il fondo sanitario e nel rispetto per garantire i principi, i livelli essenziali delle prestazioni. Quindi, tenendo conto che stiamo parlando circa tra il 75 e l'80% del bilancio di ogni regione, sulla attività fondamentale delle regioni, che è la sanità,
le cose sono state trattate, a mio avviso, con serietà, e tra le altre cose, come sappiamo, il fondo sanitario funziona con il famoso patto della salute tra Stato e Regioni che sta in piedi e che viene anche finanziato regolarmente, che poi si trasferisce in maniera diretta a ogni singola regione, e adesso anche con la legge di bilancio 113 miliardi verranno trasferiti alle regioni, e le regioni sono tenute a organizzare, a programmare tutti i servizi esattamente come prima. Quindi nel fare questa separazione si è tolto, e qui sono d'accordo con lei, si è tolto il grande equivoco di questa concorrente che effettivamente generava un sacco di problematiche. Il fatto specifico delle grandi infrastrutture, adesso io non voglio polemizzare sul ponte, insomma, comunque l'esempio può essere calzante, ma è chiaro che l'altra operazione che si è fatta è quella di aver affidato al rapporto Stato-Regioni sul piano legislativo il lavoro che ci sarà nel Parlamento, no? Nel senso che il Parlamento, le regioni sono in Parlamento e quindi potranno lì intrecciare il rapporto con lo Stato che oggi è intrecciato malamente nella legislazione concorrente. Seconda cosa, benissimo, il ragionamento che 116,3, no? Viene introdotto un principio importante per le regioni, perché le regioni si sono contraddistinte per essere gestite male, in parti non irrilevanti, ma anche per avere invece alcune un buon funzionamento dal punto di vista dei bilanci e anche delle attività. Allora qui si inserisce il concetto importante che ulteriori forme di autonomia e condizioni particolari di autonomia saranno possibili per le regioni. 116,3 vecchio diceva per tutte le regioni distintamente, faceva una forzatura. Per le regioni virtuose, cioè che abbiano i bilanci di equilibrio, cioè l'autonomia non si fa sulle spalle degli altri, non si fa quando ci sono le condizioni per farla. Questa è una cosa, a mio avviso, importante, perché colloca il rapporto Stato-Regioni in una posizione anche positiva, che si possa sviluppare maggiormente. Cioè la garanzia dei livelli essenziali lo Stato deve garantirla per tutti, per tutte le regioni, le regioni sono tenute a farlo. Se qualche regione riesce a fare di più, si crea la strada perché questo si possa fare. Le materie non sono irrilevanti perché sono materie anche molto, molto importanti. Il 120 è un articolo, tra l'altro, che si applica anche alle regioni di fondo speciale. Naturalmente è un articolo di situazioni, chiamiamolo di grande emergenza, no? Cioè l'incolumità, la sicurezza, la mala gestione, eccetera, eccetera. Ed è l'altra faccia della clausola di supremazia, cioè lo Stato può intervenire o no quando voi sapete meglio di me che negli anni tra il 2001 e il 2015 io non so più quante regioni sono già state commissariate per aver ecceduto nella spesa sanitaria. Tantissime. Lo sapete che è commissariato anche il Piemonte in questo momento, cioè non solo la Calabria, no, o la Campania, ma Piemonte e Lazio sono state commissariate per questo, cioè è già stato applicato. Ma se la Regione Campania non sa gestire i rifiuti, come è venuto fuori in modo conclamato, quindi toglie ai cittadini il diritto di avere una politica di rifiuti uguale, lo Stato deve intervenire o no? Questo dice il 120 e lo dice anche per le regioni speciali, anche sui diritti sociali e civili delle persone, non solo sul funzionamento. Vogliamo raccontare l'altra storia? Fondi europei. Noi siamo contributori netti in Europa. D'accordo? Nel senso che diamo più soldi in Europa di quelli che riceviamo. Quelli che riceviamo in gran parte per le regioni in ritardo di sviluppo, che sono sotto il livello medio di reddito europeo. Ok? Poi questi soldi che riceviamo non li spendiamo. Per il governo Monti, il governo Letta e anche il governo, e adesso questo qui ha fatto un'agenzia, speriamo che funzioni, nazionale, hanno dovuto intervenire negli ultimi 2 anni chiedendo in Europa 2 anni in più per spendere i soldi e commissariando le regioni che non spendevano i soldi, che erano dati dall'Europa, dei nostri soldi italiani, per avere una ripresa dello sviluppo, Sicilia, Campania, Calabria, eccetera, eccetera. Allora lo Stato deve dire, questo che significa queste cose qua. E sono cose, a mio avviso, molto, molto utili e necessarie, con tutte le garanzie, perché la clausola di supremazia che veniva detta, a
professor Flick lo sa questo, non è che si fa un decreto del governo e si applica, c'è una legge del Parlamento che deve essere fatta, una legge del Parlamento. Sentiamo anche il professor Flick cosa da dire al riguardo, così rilanciamo un attimo. Non mi stupite, ma una volta tanto sono d'accordo con lui sull'ultima parte, sull'applicazione, non sulle premesse. Perché per quanto riguarda le premesse, si sta decantando tanto la eliminazione della competenza concorrente tra Stato e Regione. In realtà non è la competenza concorrente che creava problemi, è il tipo di materie che presentano degli intrecci nei quali diventa difficilissimo distinguere, o è fonte di continui conflitti, la distinzione tra principi generali e dettaglio. Buona parte dei conflitti che noi ci siamo trovati a risolvere era proprio sul discorso, quello che dicevo prima, tra restauro, tra valorizzazione e tutela. Qui è un principio generale quello che la Regione sta facendo che non può fare, oppure una disposizione di dettaglio che può fare. E allora sotto questo profilo mi sembra più una eliminazione di facciata, perché poi l'articolo 117 è pieno di clausole sulle disposizioni generali e comuni, pieno di questi riferimenti, disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, quasi ognuna delle cosiddette competenze esclusive in realtà introduce una piccola situazione di concorrenzialità tra le disposizioni generali comuni che spettano allo Stato e il resto che in pratica viene lasciato alle regioni. E questo non è un buon segno di chiarezza, a mio avviso. Detto questo, sul resto e sull'equilibrio tra il riconoscimento di maggiori poteri a chi di media, diciamo così, e il commissariamento di chi non è in grado di esercitarli o va in default, mi pare un discorso abbastanza giustificato. Nella preparazione della Costituzione il governo non deve avere alcuna ingerenza. Nel campo del potere costituente il governo non può avere alcuna iniziativa neanche preparatoria. Quando l'Assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti. Queste furono le parole, le indicazioni che il nostro padre costituente Piero Calamandrei dette durante i lavori preparatori della Costituente e dette vita alla nostra Carta Costituzionale, affinché questa fosse al sicuro dalle tensioni tra le forze politiche e per proteggere l'interesse generale dagli interessi dei singoli. Noi invece quei banchi vuoti ce li siamo sognati, anzi sono stati presidiati da ministri, sottosegretari e in prima persona dal Presidente del Consiglio. Al di là delle forzature a cui il governo è ricorso per far approvare questa riforma, non pensate che questo potrà creare un pericoloso precedente per futuri governi che potranno mettere mano alla Costituzione a colpi di maggioranza, mettendo quindi a rischio le nostre fondamenta democratiche, alla luce anche della nuova legge elettorale, l'Italicum, votata da questo governo, che rischia di assegnare ad un partito di minoranza un premio di maggioranza che lo porterebbe ad avere in Parlamento il 54% di seggi. Parlamento, oltretutto, dove i 2/3 sarà fatto da nominati, quindi da non votati dai cittadini, grazie ai capolista bloccati, e verrà quindi scelto dalle segreterie dei partiti e quindi dal capo partito. Grazie. Io rispondo volentieri, molto volentieri, e ringrazio anche per la domanda perché è molto, molto pregnante. Allora, la prima questione, diciamo, io rispetto tantissimo, ho letto quasi tutto quello che ho potuto di Calamandrei e quindi accetto queste sue dichiarazioni che vengono fatte. Naturalmente mi limito a dire che lo stesso Calamandrei, come lo sappiate, aveva un giudizio pessimo sulla Costituzione più bella del mondo.
Calamandrei disse letteralmente, andate a vedere delle carte dell'epoca, che conteneva un cumulo di sciocchezze, era una parola testuale questa, quindi voglio dire non è Vangelo. Credo che quella questione che lui solleva fosse assolutamente legittima per la prima Costituzione, e la prima Costituzione quando è stata fatta esattamente eleggendo un'assemblea costituente, perché non c'era la Costituzione, no? C'era il Albertino, la Coronale, eccetera, eccetera. E quindi è chiaro che l'assemblea costituente, ma poi la Costituzione che viene fuori dall'assemblea costituente, che viene poi votata e diventa la Costituzione italiana che tutti ci riconosciamo, prevede esplicitamente all'articolo 138 che è il Parlamento il luogo dove si modifica la Costituzione, e il Parlamento ha modificato la Costituzione. Discutiamo se il governo ha possibilità di promuovere un disegno di legge o no, questo guardate, il professor Flick si ricorderà che capitò anche le altre volte, quindi non mi pare che sia fonte di grande scandalo. L'importante è che sia il Parlamento che fa un procedimento corretto, il 138, alla lettera, con il quale modifica la Costituzione, fa i procedimenti di modifica della Costituzione. Quindi da questo punto di vista io credo che, vi dicevo prima, non è stato né un diktat né un'imposizione, è stato un lavoro preparatorio, è stato fatto da persone addirittura esterne anche al Parlamento, cioè tutti quelli che hanno conoscenza della materia, è stato il lavoro del Parlamento, 2 anni di lavoro, 6 letture, 122 emendamenti al testo del governo. Quindi il Parlamento su 46 articoli mi pare che sono emendamenti, quindi vuol dire che è stata praticamente scritta in maniera, su uno schema molto scarno, iniziale in maniera abbastanza completa, cercando anche, se le letture si giustificano per questo, di trovare le soluzioni a dei problemi che erano nati. Per esempio, a me è venuto fuori stasera il tema, no, di come si eleggono le cariche di garanzia costituzionale, ma questo è fatto via tanto tempo, perché cambiando i rapporti numerici tra Senato e Camera, chiaramente c'era necessità di ricalibrare anche queste cose, e come vedete è stato fatto garantendo che le cariche costituzionali, di garanzia costituzionale, sono sempre elette con un rapporto obbligatorio maggioranza e opposizione, almeno in parte l'opposizione ovviamente. E questo è frutto di un lavoro fatto in Parlamento, così come tante altre norme che eventualmente possiamo anche approfondire. Sulla legge elettorale, parliamo della legge elettorale tranquillamente. Come sappiamo, il Parlamento era obbligato a fare una legge elettorale, perché quando ha fatto la riforma costituzionale non c'era più la legge elettorale precedente, e perché modificava anche la Costituzione di riferimenti. Quindi fare una legge di come si eleggeva la Camera era obbligatorio dentro il percorso della Costituzione, la Costituzione non sarebbe stata, come previsto invece dalle norme, in grado di essere applicata ove confermata dai cittadini. Con altrettanta chiarezza sapete meglio di me che la legge elettorale è una legge ordinaria, e quindi come tale c'è un particolare importante che secondo me rivela l'assoluta buona fede costituzionale e istituzionale, che penso conosciate, però io ve lo voglio rappresentare. Allora, il Porcellum, che era incostituzionale, devo dire in modo conclamato, è stato utilizzato per 3 volte, per 3 elezioni, cioè in 3 legislature. Va bene? Questo ha giustamente fatto dire a noi che la nuova legge elettorale, prima di essere utilizzata, è sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale. Questo sta scritto, e questo è quello che si sarebbe fatto e si farà dopo il referendum, in ogni caso, se, come sapevate, la prima udienza era prevista per il 4 di ottobre, no? La Corte Costituzionale il 4 di ottobre avrebbe esaminato alcuni ricorsi sulla legge elettorale, non dopo 3 legislature, e dopo che prima che venga utilizzata. Questo credo che tranquillizzi tutti. Poi sulla modalità, la composizione, possiamo discutere molto, sapete anche che c'è aperta una discussione ormai conclusa perché possa essere modificata,
allora andava fatta perché bisognava farla, se no la Costituzione, se no non era credibile il percorso della Costituzione, è stata fatta, è stato messo questo vincolo molto importante, a mio avviso, che dà garanzia a tutti che quello che si farà rispetti la Costituzione, compreso il premio di maggioranza, che è quello che è il punto più delicato, e la Corte non ha detto che non c'è il premio di maggioranza nella sentenza che poi c'è Porcello, ha detto che era sproporzionato rispetto ai voti di vantaggio, prego bene. Per 2 volte è stato assegnato con pochissimi voti di differenza, 174.000 voti nel 2013 e 24.000 nel 2006. Sto parlando di 0, adesso c'è una soglia del 40% oppure c'è un ballottaggio? Chi è il 40%? Adesso nell'Italicum, che ripeto si potrà cambiare, c'è questa storia che è di una minoranza, cioè non so dove sia venuta fuori. Allora, oggi si prende il premio di maggioranza in base alla legge elettorale con il 40% dei voti al primo turno. Ok? Se no non si prende il premio di maggioranza, se no si fa una seconda elezione delle prime 2, così è scritto, non dico che scuoto la testa, così è scritto, dopo può non essere d'accordo lo stesso, ma è scritto così, e si fa il secondo turno e prende il premio di maggioranza quello che prende un voto in più di quell'altro, cioè 50 più 1 di quell'altro. 50 più 1 di quelli che vanno a votare, dopo essersi selezionati su una legge che dice che se uno prende un voto in più va. Ma perché non dovrebbero andare a votare i cittadini? Io potrei decidere di non voler votare al secondo turno per nessuno dei due, se li voteranno Va bene, se la Corte dice che è costituzionale, va bene. vale quella del primo turno che dice qual è la volontà degli elettori, non quella del secondo. Al primo turno basterà avere il 21, 22, poi vedremo, sicuramente non il 40, per andare a ballottaggio che assegnerà. Quindi per favore dite che ritenete di fare così, ma non dite che è la metà della popolazione, perché non è vero. Sentiamo il professor Flick cosa ha da dirci al riguardo. Il professor Flick pensava di leggere il risposto. Io quello che l'ho detto lo sottoscrivo ed è a prova di lettura. No, è prova di matematica. No, grazie Marco, di lettura. C'è qualche disguido rispetto alla questione dell'Italia. Pensavo di avere già risposto, citando io per primo Calamandrei, e sono grato a chi l'ha citato nella sua competenza. Aggiungo solo 2 cose alla frase di Calamandrei alla luce dell'esperienza di questa vicenda, che il silenzio del governo e la sua assenza dovrebbe valere non soltanto in sede di discussione e di approvazione della legge, ma dovrebbe valere anche in sede di sua presentazione al pubblico e di discussione per l'approvazione. Perché che il governo giri l'Italia con tutti i suoi ministri a fare propaganda per il sì o per il no mi sembra un ulteriore coefficiente di divisione, che è proprio quello che la Corte Costituzione questo è la prima aggiunta che vorrei fare a Calamandrei. La seconda, che rivolgerò a un medico perché glielo dica senza sei d'accordo, che oltre ai banchi del governo dovrebbe restare vuoto anche lo scranno del Presidente della Repubblica, che è il Presidente di tutti e che quindi non può contribuire ad alimentare le distinzioni. Ed è pericolosissima la strada di rieleggere il Presidente, la Costituzione lo consente, anche se lo vede con un certo sospetto. Rieleggere il Presidente col fatto che sia lui, o accettando la sua indicazione, che bisogna fare la riforma costituzionale. Non credo sia compito del Presidente della Repubblica. E questo lo dico con tutta la stima che ho per il Presidente Emerito della Repubblica, con il quale ho lavorato nel primo governo. Aggiungo una cosa, anzi 2 dopo questo piccolo battibecco, che questo discorso dell'ingerenza governativa rispecchia un problema più generale, che si specchia anche nell'inserimento in Costituzione dei costi, nel riferimento ad esempio al limite massimo per lo stipendio dei consiglieri regionali, nell'effetto annuncio dei referendum che si dicono introdotti, ma che non sono introdotti manco per niente, perché è una previsione gratuita. Guardate che il Costituente può introdurre per legge costituzionale e poi per legge ordinaria dei referendum di tipo nuovo, e ci mancherebbe che non lo potesse fare.
e non è che dirlo in anticipo aggiunge o riduce. Io ho la sensazione che questo non è una cosa autoritaria, magari lo diventerà domani quando al posto dell'attuale Presidente del Consiglio ci sia qualcuno ancora più spregiudicato. Ho l'impressione però che il primo passo per una decostituzionalizzazione della Costituzione, cioè della sua trasformazione in una legge ordinaria. Stiamo perdendo il senso della Costituzione, perché il perdere o il travolgere o il superare in nome dell'efficienza, in nome della velocità, travolgere e superare una parola desueta, ma io ormai sono una certa età, domani compio un anno in più, figurate, in questa età non giovane. Voler superare la sacralizzazione della Costituzione, che la Corte ha cercato tra l'altro di riportare in auge quando ha parlato di leale collaborazione, per me è una cosa molto pericolosa, perché questo vuol dire, e ne abbiamo avuto la prova in questo piccolo battibeco, allargare a dismisura i contrasti politici e confonderli con i contrasti di principio. Il Costituente lasciò, lo scrisse deliberatamente, le leggi elettorali fuori dalla Costituzione, perché disse che non conveniva dar loro quella rigidità che deve invece avere la Costituzione e che hanno bisogno di avere più flessibilità. Noi ne abbiamo fatto delle cose di violino, ma questo è un altro discorso, negativo, patologico. Mentre la Costituzione deve avere una sua rigidità, deve durare nel tempo. Una Costituzione è per definizione conservatrice, perché deve conservare i valori fondamentali della convivenza comune. Allora, fare intervenire il governo, lasciare che il governo faccia propaganda, confondere le scelte politiche concrete, come quelle sulla legge elettorale, con le scelte costituzionali di fondo, vuol dire levare a queste ultime quelle caratteristiche di sacralità, e lo dico apposta, che fanno della Costituzione qualcosa di diverso dalle leggi ordinarie. E infine, a questo proposito, dato che è stato educato, sono stato alla Corte 9 anni, in quei 9 anni ho avuto rapporti abbastanza frequenti col Conseil Costitutionnel francese, che è il nostro equivalente, che è chiamato a decidere non solo in via successiva, ma anche in via preventiva la costituzionalità delle leggi, prima che vengano promulgate, non solo di quelle elettorali, di tutte le leggi, e che sta facendo passi indietro perché lamenta, con la sua consultazione preventiva, di essere coinvolto in una valutazione, in un giudizio politico che non è compito della Corte fare, perché altrimenti la Corte sarebbe in estrema difficoltà dopo a dare un giudizio istituzionale, giuridico, politico, nei limiti in cui è costituzionale a un giudizio politico della Costituzione, se già si è pronunciata prima. Ecco perché io sono grato all'amico senatore Santini di aver richiamato il vaglio preventivo della Corte sulla legge elettorale. È proprio qualcosa che a me sembra molto pericoloso per la legge elettorale e per la Corte, anche perché non ci vuole molta fatica per leggere le sentenze della Corte e non dico dire cosa la Corte deciderà, ma più o meno prevedere non quale sarà l'orientamento della Corte, ma sapere come la Corte la pensa sull'equilibrio tra stabilità, governabilità e rappresentatività. Ce l'ha detto con molta chiarezza nel decidere sul Porcello. Non credo che ci sia bisogno di un vaglio preventivo della Corte per domandarsi se Vizzali rispecchia le sue indicazioni oppure se non le rispecchia. Ecco, questa è la mia integrazione alla risposta del collega. Mi permette di dire, perché mi pare... Naturalmente lei ha usato vaglio preventivo, io ho detto un'altra cosa. Non ho detto vaglio preventivo, perché sul vaglio preventivo ho detto che la Corte Costituzionale sta scritto nella legge, se ci sono dei ricorsi, perché ci deve essere dei ricorsi, non è lei che non deve fare il ricorso, deve pronunciarsi prima che entri in vigore. Se ci sono dei ricorsi, giustamente no, non è lei che lo fa,
svolge la sua funzione prima che entri in vigore, meglio prima che quando il danno è fatto sperdo. Se si conoscesse prima l'ufficio, capovolgeremo completamente. No, se ci sono dei ricorsi, se nessuno ricorre si fanno, ma se ci sono dei ricorsi è giusto che se i cittadini chiedono alla Corte, vogliamo sapere se è o no costituzionale, e la Corte si pronuncia prima. Questo è il primo passo. Il secondo passo è portare alla Corte anche altre questioni. Ad esempio le questioni sui diritti fondamentali, quello che negli altri paesi mi risponda se allora bene che lo faccia dopo che per 3 volte ha fatto danni. Per 3 legislature ha fatto dei danni e la Corte non si è mai pronunciata. Adesso è previsto che si pronunci se ci sono dei ricorsi prima. Cioè su questo non la seguo davvero, un ragionamento proprio francamente molto pericoloso. Questo sì, molto pericoloso. Dipende da dove si vede il pericolo. Io il pericolo lo vedo nell'esposizione anticipata della Corte a un giudizio che deve darsi solo quando ne viene investita dal giudice che deve applicare la legge, perché il meccanismo è quello. L'unico giudice applica la legge solo se è stata promulgata dentro la legge. Senta, ma non è sempre un danno che abbiamo votato per 3 volte un Parlamento con una legge legittima? Non c'è dubbio. Non so, allora mi pare che c'è una sproporzione. Ma è chiaro che deve esserci il ricorso del giudice che deve dire per me. Non è la Corte che lo fa da sola, ma è il suo compito pronunciarsi. Comunque il nuovo articolo 13 dice che possono essere, possono, non devono. Non è un bagno. Perché il ricorso è eventuale, mica detto che è obbligatorio. Questa discussione, questa assemblea avrebbe dovuto essere fatta prima, durante il processo di revisione costituzionale. Voglio dire una cosa, la Costituzione è stata fatta dopo 20 anni di dittatura e dopo 100 anni di regno. Gli italiani sono passati all'improvviso da sudditi a essere cittadini. I costituenti avevano un'idea abbastanza chiara di cosa vuol dire essere cittadini e hanno messo queste loro idee nella Costituzione. I cittadini italiani molto meno e quindi l'applicazione dei principi fondamentali che dà al cittadino la potestà di decidere collettivamente il professore insieme agli altri è una cosa che è di là da venire. La Costituzione se l'ho posta come obiettivo. Però andiamo a vedere, la Costituzione ha detto che questa cosa si fa attraverso i partiti, giusto? I partiti si sono involuti oggettivamente, perché da partiti di massa dove esisteva una discussione approfondita, dove le cose venivano discusse nei circoli, nella cosa, piano piano sono diventate strutture di accaparramento del consenso. E l'attuale presidente, mi scusi senatore, ma è uno che venderebbe bene aspirapolveri, ma vende leggi in questo momento. Perché? Per questa involuzione, che c'è stata rispetto ai principi. Quindi il nostro compito, di noi che siamo qui tutti quanti abbastanza sensibili per venire a parlare di queste cose, dovrebbe essere chiederci come facciamo a restituire concretamente la sovranità ai cittadini. E quindi chiedo al senatore, come rappresentante di un partito che dovrebbe essere democratico, dovrebbe avere nel suo primo scopo questo obiettivo, il professor Flick come conoscitore da dentro dei meccanismi dello Stato. Che possibilità concrete abbiamo di avere una evoluzione in questo senso? Rispondo prima io perché me la cavo molto rapidamente, anche lui potrà cavarsela rapidamente se vuole. Il 5 dicembre, io sono convinto che non capiterà nulla. Può essere che abbiamo una Costituzione modificata e sbagliata, può essere che abbiamo una Costituzione. Lasciamo perdere i mantra, ci vorranno 30 anni per queste cose, va bene per il talk show che qui non stiamo facendo il talk show.
Il 5 dicembre noi dovremmo assolutamente trovare una possibilità di ricucire un paese che si è spaccato. E aggiungo una premessa, che sono pieno di amarezza di fronte al fatto che 70 anni fa un referendum che il popolo italiano ha saputo gestire e capire e risolvere ha scelto tra monarchia e repubblica in condizioni e con un oggetto ben più grave. A 70 anni di distanza un referendum su alcuni aspetti tecnici sì importanti, ma non come la scelta tra monarchia e repubblica, sta rispaccando il paese. Questa spaccatura la dovremo riuscire. E vedo un qualcosa di positivo in questa esasperata campagna elettorale di lotta tra ghibellini e guerrieri. Il fatto che alle 11:30 di sera siamo qui a discutere di una domenica sera, il che vuol dire che stiamo tutti prendendo coscienza del fatto che bisogna cercare di muoversi. Mi auguro che questo sia la premessa, se non passerà il referendum, per introdurre una riforma di tipo serio e concreto su punti specifici e non un colpo a 45-47 norme della Costituzione. La via per ritornare a quello è proprio questa, di rimetterci intorno a un tavolo e di ricordarci che io quello che sostengo della Costituzione, se potessi riassumerla per l'anno in 2 battute, direi che c'ha un contenuto, la pari dignità sociale, e c'ha un metodo, la laicità, che non è soltanto un discorso del rapporto con la Chiesa, con i preti e con le religioni, ma è il rispetto reciproco. E questo a me lo hanno insegnato i padri costituenti, a cominciare da Moro quando spiegava che è meglio vincere che non vincere, a proseguire con Elia, che non era padre costituente, ma si era imbevuto di Costituzione, un noto costituzionalista, che spiegava che le leggi devono convincere, non devono coercire. Ecco, allora il fatto che noi siamo qua a discutere tra Costituzione e leggi ordinarie, tra problemi di politica e di politica costituzionale, se lo depuriamo da tutte le scorie, da tutti i rumori di fondo della campagna elettorale, è una presa di coscienza che può essere una buona premessa per ricominciare a lavorare, se no andremo a carte 49, finiremo di andare a carte 49. Questa è la mia tesi su quello che lei ha chiesto. Abbiamo un'ultimissima breve domanda e poi concludiamo con un appello per il sì e per il no, va bene? C'è la signora lì che ha chiesto di fare una breve domanda. Aspetta da tanto, allora. Buonasera, è brevissima. Prima, nella seconda domanda che ha fatto la moderatrice, è venuto fuori il termine immunità, che verrà data nella sede del Senato. Ecco, io volevo chiedere al professor Flick cosa pensava di questa norma che a mio giudizio è molto discutibile. Grazie. Penso che la norma in sé è doverosa, come i parlamentari, i deputati, così i senatori devono avere la stessa immunità che adesso è stata grandemente ridotta rispetto all'immunità precedente. Penso che la norma sarà di difficilissima applicazione, perché un signore che fa contemporaneamente il consigliere regionale e il senatore tenderà a coprire sotto l'ombrello dell'immunità tutto quello che ha fatto anche come consigliere regionale. E rimane abbastanza difficile, sì è possibile distinguerlo. I giudici tutti i giorni, e questo il senatore Santini lo sa bene, si sollevano conflitti di attribuzione tra Camera e Senato e Giustizia, perché il giudice dice al parlamentare: tu questa cosa che è un reato, che io ritengo un reato, l'hai fatta come privato cittadino, non l'ho fatta come parlamentare. Conflitto sollevato dalla Camera di appartenenza, decisione da parte della Corte. Io temo che lo stesso problema si riproporrà per coloro che hanno la doppia veste, perché altrimenti se l'immunità parlamentare venisse estesa anche ai consiglieri regionali la allargheremo addirittura. Se l'immunità parlamentare venisse esclusa per i consiglieri regionali e senatori, avremo una disparità di trattamento tra essi e i deputati che fanno lo stesso mestiere.
Quindi per me è una conferma la difficoltà di applicazione della legge e il fatto che provocherà molti conflitti, a mio avviso, molti conflitti di attribuzione. So già che mi si risponde no, si può distinguere. L'altro giorno i giornali hanno riportato la vicenda dell'ex sindaco di Milano Albertini, adesso senatore, che anche l'Inter chiedeva l'applicazione della proposta di riforma chiedendo l'immunità per ciò che aveva fatto come sindaco. Mi pare che sia un altro degli elementi che, a mio avviso, dimostrano che invece di semplificare si stanno complicando le cose. Sì, molto correttamente il professor Flick ha detto una cosa importante che sfugge però del dibattito, nel senso che la parola immunità come è intesa da noi, da tutti, insomma, cioè che i parlamentari non possono essere perseguiti fondamentalmente, è finita nel 1993. Ok? Siamo d'accordo su questo. L'articolo 68 che disciplina la materia dice una cosa diversa dall'immunità, dice che per 3 atti specifici che sono intercettazioni, perquisizioni e arresto preventivo, il parlamentare ha diritto del voto dell'Assemblea sulla legittimità di questo fatto, non tanto di avere o non avere un processo, che avrà regolarmente, quanto sul fatto che questi 3 atti non siano soggetti a, come dice il più bravo di me, sicuramente Flick, al fumus persecutionis, cioè che non venga, come dire, indagato, intercettato o arrestato dai giudici per la sua attività di parlamentare. Questo dice, e guardate che, visto che abbiamo avuto un esempio proprio plastico in questi ultimi mesi, no? Con quello che è avvenuto in Turchia, è stato arrestato tutto quello che poteva essere fatto dal governo proprio in base al fatto che non c'è neanche la protezione delle idee, e questa è una garanzia. A garanzia di tutti, vi dico sinceramente, lui è stato Albertini, io cito, noi abbiamo avuto in Senato 2 casi, proprio recentemente, che sono finiti, guarda caso, in termini diversi, a dimostrazione che la norma va. Un caso, un senatore che era stato per questo arresto preventivo, la giunta delle autorizzazioni del Parlamento, esaminando 850 fascicoli, ha appurato che c'era effettivamente una fumus persecutionis e non ha concesso l'arresto preventivo. Lui avrà il suo processo, regolarmente ovviamente, perché se c'è un'azione. 2 mesi dopo la magistratura ha confermato che non serviva l'arresto preventivo. L'8 di agosto, il 7 di agosto, un altro senatore invece è stato sempre, anche questo è stato chiesto l'arresto preventivo, la giunta dell'autorizzazione si è riunita e ha esaminato le carte e quel senatore è stato arrestato, cioè ha dato l'avallo perché c'erano tutti i requisiti, diciamo, di gravità, eccetera, eccetera, legata alla funzione di parlamentare. Attenzione, è una norma di. Dopodiché, quei parlamentari che vengono indagati avranno il loro processo, come è giusto che sia, se c'è una determinazione della magistratura, ma la copertura del 68 riguarda le 3 questioni. Sul fatto di distinguere tra prima e dopo, io credo che quantomeno il vincolo temporale sia sufficiente per discutere, insomma, no, se il dato è avvenuto in qualità di consigliere o in qualità di senatore, perché insomma il vincolo temporale, se uno prima non lo era senatore, non poteva operare in quanto senatore, ma comunque questa è una cosa che verrà valutata, diciamo. Da giovedì alla domenica, No, parlavo del vincolo temporale precedente. E comunque, ripeto, non è immunità, guardate, leggiamole bene le cose. Io da cittadina vorrei dire che forse nei palazzi bisognerebbe fare un po' più dare un po' più importanza all'applicazione dell'articolo 54 della Costituzione, perché il termine onorevole è fondato sulla disciplina, la funzione e soprattutto sul concetto di onorabilità, che secondo me si è un po' perduto. Questo lo dico appunto in qualità di cittadina e non di moderatrice della serata. Allora concludiamo lasciando sia al senatore Santini che al professor Flick un appello per il sì e per il no, e poi ci salutiamo tutti debitamente, intanto ringraziando la professoressa Carla Stare che è qui in stanza con noi, anche i professori docenti universitari, professor Zucco, Bertolisti, mi sembra ci fosse anche, insomma ce ne sono vari, e anche la deputata Silvia
Benedetti che insomma ci ha dato l'opportunità stasera di essere qui, del Movimento 5